panchina, intanto congratulazioni. Sì, grazie per le congratulazioni, fa piacere, vuol dire che comincio ad essere un po' troppo vecchio e quindi è un bel traguardo che da quando sono partito non me lo sarei neanche mai aspettato. Sono partito dalla promozione, ho fatto tutte le categorie e quindi sono molto contento di aver calcato tutti i campi dalla promozione fino alla Serie A, raccogliendo delusioni, successi, sconfitte e vittorie e portando giocatori ad alti livelli. Quindi un bilancio positivo, però io non mi fermo, domani bisogna vincere una partita importante, bisogna cercare di fare risultato per proseguire il nostro cammino. A proposito di domani, arriva la Feralpi, che partita sarà e che cosa vi aspettate? Tanto una squadra molto forte che era partita con ambizioni di vertice per lottare per le prime posizioni, ha cambiato 3 allenatori, adesso ha preso un allenatore molto esperto che conosce bene la categoria, che l'ha già vinta, quindi è una partita molto difficile con giocatori molto esperti che vorranno venire a fare la partita per cercare di anche loro di andare avanti, però noi siamo in un buon momento, dobbiamo sfruttare che abbiamo vinto col Bassano, una partita difficilissima. Questa settimana un po' tribolata via dovuta da grandi problemi di organico, per molte influenze e qualche cosa, quindi dovrò essere scientifico nelle valutazioni perché non bisogna sbagliarle. È una squadra che ha 4 ex, questa cosa la preoccupa, insomma, tra cui voglio dire lettori, Damerson l'anno scorso abbastanza protagonisti in questa squadra. Gli ex di solito sono quelli che fanno bene le partite, speriamo che stavolta non succeda. So che hanno lasciato un buonissimo ricordo qui, sono ottimi giocatori che hanno calcato anche palcoscenici importanti, però da noi per i 95 minuti sono avversari come sono stati altri. Poi finita la partita è chiaro che Padova dovrà riservargli qualcosa di importante perché hanno fatto qualcosa di importante anche l'anno scorso, l'anno prima. Però noi domani non bisogna cercare di fare risultato a tutti i costi per proseguire questo cammino che finisce il 2 maggio. A +9 dalla Reggiana, si potrebbe parlare quasi di tranquillità dal punto di vista del Padova, invece insomma c'è tutto ancora da fare. Tranquillità esisterà solo quando la matematica ci darà la certezza, quindi noi dobbiamo non guardare gli altri ma guardare noi stessi, cercare di migliorare dove si può migliorare, nel calcio si può sempre migliorare. E quindi bisogna proseguire. È chiaro che 9 punti è un buon margine, tutti lo vorrebbero avere, noi ce lo siamo conquistati con il sudore, con il lavoro quotidiano, con la compattezza fra società, tifosi e squadra e bisogna proseguire su questo, sapendo che ogni partita c'è dietro anche l'insidia, come è successo col Teramo, che ci saranno degli scivoloni, però noi dobbiamo riprenderci subito come abbiamo fatto. Dicevi che qualcuno influenzato, ecco com'è la situazione in vista di domani, recuperi tutti? No, di quelli influenzati molto probabilmente 3 rimarranno sicuramente a casa. Vediamo Ravanelli per cercarlo almeno di avere un difensore in panchina perché non abbiamo difensori e quindi vediamo se può venire almeno in panchina, se no dobbiamo fare necessità di virtù. Per fortuna che io in allenamento molte volte provo giocatori anche fuori ruolo proprio per dargli questa situazione e quindi adesso siamo in grande emergenza, abbiamo 4 difensori e dobbiamo fare con quelli. Ho detto Ravanelli sarà solo esclusivamente pronto per andare e darci una mano per la panchina. Quindi non sicuramente dall'inizio, insomma. No, Ravanelli non so neanche solo comunque, vi dico la verità, ho detto bisogna vedere, cioè, è stato malato come gli altri. Lui ho fatto un'eccezione per vedere oggi se può fare qualcosa per portarlo proprio perché siamo contati in difesa, cioè abbiamo 4 difensori e quindi faccio un'eccezione per lui per vedere se può darci una mano, ma non sicuramente può partire dall'inizio uno che è stato male con la febbre, con altre cose fino a ieri non si è presentato, oggi non può fare allenamento, quindi lui non sarà sicuramente della partita. Quindi Russo dovrebbe essere a fianco di Cappelletti. Abbiamo 4 difensori, la formazione l'avete già fatta, di difensori, 4 difensori. Magari visto come dicevi, è diversa. Ma perché no? Russo è un difensore che farà il difensore, è sempre stato un giocatore importante che è sempre entrato, ci ha sempre dato la mano, quindi la difesa è quella, domani è quella. Salviato, Russo, Cappelletti, Contessa, altri non ne ho, c'ho Zambataro che può essere un'alternativa terzino o centrale che l'ho portato insieme a Fabio e poi altri che ho provato in quel ruolo lì, però quelli sono i 4 difensori che domani abbiamo. Senti, vedendo la partita, correggimi se sbaglio, la Feralpi gioca con 3 dietro, giusto? Sì, quindi adesso è l'ultima partita con questo nuovo allenatore, ha fatto il 3-5-2. Sì. Giocando con 3 dietro magari si potrebbero sfruttare le fasce, visto che
come tattica, no? In fase Sì, 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 certamente, è chiaro che quando giochi con i tre difensori chiaramente puoi avere problemi sugli esterni, però poi dopo loro hanno Quinti, ho visto molto Quinti molto bravi a chiudere, è chiaro, noi abbiamo provato delle cose e spero oggi di ripeterle e di ripetere come l'ho visto ieri in partitina, perché ieri hanno fatto veramente un allenamento importante. Però sappiamo che al centro del centrocampo domani ci sarà una grande confusione perché giocano con tre difensori, traffico, poi giocano con Emerson che è abituato, deve essere un difensore, quindi schermerà tutte le palle vaganti, hanno due giocatori bravi tecnicamente lì, quindi domani sicuramente gli esterni saranno un po' più liberi, quindi le giocate individuali nell'uno contro uno, le situazioni di cambio di gioco saranno importanti. Come loro avranno provato sicuramente delle cose per metterci in difficoltà. Quindi questa è la prima tappa di una serie di partite praticamente ravvicinate, perché c'è questa, poi c'è Mestre, poi si gioca quasi subito, insomma prima di Pasqua si gioca con Pordenone. Sì, sì. È chiaro che queste due partite potrebbero dare ancora un'altra visione ancora più importante di questo finale di campionato. Se adesso prendiamo in esame la Reggiana ha due trasferte difficili. Fano, che è venuta anche secondo me sabato penalizzata, parlano tutti di penalizzare che no è, poi quando ce l'hanno gli altri ho visto annullargli un gol, un'azione che era 2 contro il portiere, fermare, quindi bisognerebbe prima di parlare guardare anche in casa, in propria casa. Parla sempre in continuazione ancora del gol che non era fuori gioco e quindi bisognerebbe stare attenti a parlare. In più va a Pordenone, una squadra che ultimamente ha perso un po' di posizione, deve stare attento a salvaguardare il playoff, e zona playoff, e quindi la Reggiana ha due importanti esami. Come noi abbiamo il Feralpi Salò e questa Mestre che diciamo viene etichettata a tutti come la miglior squadra che gioca e quindi anche per noi sarà un banco di prova importante. Appunto per questo è vero che siete reduci insomma da 9 giorni in cui vi siete potuti allenare, però adesso avete 2 partite in 4 giorni, le valutazioni sono fatte anche in ottica per la prossima oppure vedrai? No. Noi dobbiamo prendere una alla volta, noi ogni partita la prendiamo in considerazione come se fosse una finale, perché più le partite diventano meno, più noi abbiamo possibilità di raggiungere il sogno e quindi dobbiamo prendere ogni partita come fosse una finale e quindi domani dobbiamo prendere come se fosse l'ultima. Poi c'è tempo per recuperare, per rimettersi in piedi per la domenica, che poi succede anche agli altri, non è che succede a noi che abbiamo solo le partite. Quindi questo quando sento dire che dobbiamo giocare avvicinati, e se capita a tutti, capita, quindi non c'è nessun vantaggio né svantaggio. E quindi noi prendiamo prima in considerazione grossa il Feralpi Salò, poi dopo da giovedì mattina ci prepareremo per Mestre.